Via libera all'esercizio provvisorio per 4 mesi, 34 voti in aula. La Regione sopravvivrà fino ad aprile, insomma. L'ARS tornerà a riunirsi dopo l'elezione del Capo dello Stato, giusto il tempo per far fermentare tutto quello che si muove nella maggioranza di governo. Musumeci non si presenta in aula, scatenando l'ira delle opposizioni che esprimono in sede di votazione il loro voto contrario, da leggere come una bocciatura all'intera esperienza dell'esecutivo. Abbiamo votato contro l'esercizio provvisorio di un governo provvisorio che si contraddistingue per precarietà politica e incertezza finanziaria, dice con nettezza il capogruppo Dem Giuseppe Lupo a margine della seduta. In mattinata i lavori vanno a rilento. Dopo un'ora e mezza di dibattito acceso in aula, l'ARS approva il primo articolo del disegno di legge di autorizzazione dell'esercizio provvisorio. La maggioranza tiene e supera l'insidia del voto segreto su un emendamento del PD che chiede di portare da 4 a 2 mesi l'esercizio provvisorio. Poi la sospensione su suggerimento del Presidente dell'Assemblea Gianfranco Miccichè per rivedere la norma, articolo 2, che contiene deroghe alla limitazione per dodicesimi perché vogliono evitare impugnative da parte dello Stato. Un modo per calmare le acque ed evitare lo scontro. L'accordo si chiude e si torna in aula.